Io ho lettere di società anche storiche che hanno, tra virgolette, prodotto medaglie d'oro olimpiche che non continuano l'attività, pressati da queste, come si può dire, incombenze. Stesse regole per tutti, anche quando i budget però sono diversi. Sono 2 anni che la riforma dello sport pesa sulle associazioni dilettantistiche sportive come una spada di Damocle. Oggi che la legge di riforma dello sport è stata promulgata, il CONI del Veneto promette battaglia. Costringono ad avere degli adempimenti fiscali, tributari, assicurativi, normativi che saranno costi fissi che a gioco forza andranno a ricadere sul vero sponsor dello sport italiano, che non è lo Stato, le regioni o quanti altri enti pubblici o privati, ma sono le famiglie che pagano le quote mensili. 13.800 le società sportive registrate in Veneto, 650.000 i praticanti tesserati tra enti e fondazioni, 160.000 gli addetti al lavoro tra dirigenti tecnici e allenatori. Queste le dimensioni del comparto. La norma introduce limiti per chi fa il secondo lavoro e definisce 7 figure di lavoratori sportivi. Tra queste potrebbe finire anche chi oggi fa volontariato. Il volontariato si reggeva e lo sport italiano si reggeva sulla legge 392, mi correggano loro, quella del reddito sportivo esentasse di 10.000 euro. Un settore, quello dello sport, che dal punto di vista economico ha toccato livelli da record in Veneto. La marca trevigiana è 8ª in Italia per distretto dello Sport System, con 2.428 addetti per 527 imprese. In un territorio relativamente ristretto c'è un elevato numero di imprese e soprattutto c'è tutta la filiera, questa è la cosa più significativa.